Maxi rissa con Max, spranghe, coltelli e tenaglie fra piazza Garibaldi e via Pascoli a Trieste. I giovani identificati, italiani, pakistani e marocchini, sono gli stessi dell'episodio accaduto in via Lazzaretto Vecchio sabato scorso. 70 migranti sono stati trovati nel magazzino 19 del Porto Vecchio, molti di questi avevano ricevuto un biglietto di invito della questura di Trieste, 60 entreranno nel programma di accoglienza. Raffica di truffe con la tecnica del finto carabiniere a Trieste, un colpo in particolare ha fruttato 18.000 euro alla banda, indagini in corso del comando provinciale dell'Arma. Il ritorno di Paul Mattiasic a Trieste, un laconico buongiorno e poi il silenzio davanti alla nostra troupe, ma filtrano segnali positivi dall'incontro in regione con Fedriga sul futuro del basket. Gita di classe fra i migranti in Piazza Libertà, il ministro Salvini all'attacco, esistono leggi che vietano il fenomeno che accade a Trieste, è sbagliato educare gli alunni all'illegalità. Il comune di Trieste si aggiudica all'asta l'ex macello di Prosecco per rimetterlo in funzione, nel frattempo salgono a oltre 700 le firme dei contrari alla riattivazione del mattatoio carsico. È stato inaugurato il ricreatorio asilo oncologico ideato dall'associazione Io Tifo Sveva, un progetto nato dalla volontà di Paolo Piattelli e Marta Bassi, i genitori della piccola Sveva. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del telegiornale di Tele4 che apriamo subito ricordandovi l'appuntamento di questa sera con Ring alle 21:10, ospiti Antonio Calligaris della Lega, Serena Pellegrino dell'Alleanza Verdi e Sinistra, Manuela Celotti del Partito Democratico, Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia. Il sondaggio che vedete anche in grafica, bimbi in gita dai migranti, progetto da replicare, questo è il quesito, per dire sì 0422 16 26 691, per invece dire no 0422 16 26 690, lo vedremo poi nel corso di tutto il telegiornale a beneficio di chi vuole partecipare. La puntata di Ring dopo il talk show prosegue alle 22:20 con l'intervista all'avvocato Maurizio Paniz, una bomber, la replica a Zernar con dunque l'intervista all'avvocato Paniz. Cominciamo con i servizi, il primo di questa edizione è relativo alla cronaca, una altra maxi rissa fra bande di giovani nel centro di Trieste dopo l'episodio di 2 sabati fa in via Lazzaretto Vecchio nella zona della Movida. Il teatro dello scontro si è spostato in piazza Garibaldi e le vie limitrofe. La polizia è intervenuta sul posto, ha rinvenuto solo le auto in sosta, 3 spranghe, sotto le auto in sosta, 3 spranghe, 2 mazze e un coltello. Sentiamo. Si fronteggiano a colpi di mazze e spranghe, poi quando non hanno più cosa lanciarsi addosso vengono al corpo a corpo fra calci e pugni, scene da Fight Club, quelle vissute dai residenti di via Pascoli e Manzoni poco prima delle 23 di ieri sera, mercoledì 20 maggio, e proprio dai palazzi sovrastanti, fra lo spavento e la paura di veder danneggiata la propria auto in sosta, è stato girato questo filmato. Almeno 20, secondo la questura, i giovani che si sono fronteggiati nel nuovo preoccupante episodio di violenza. I residenti parlano addirittura di 30 soggetti. Stando alla polizia intervenuta sul posto con 2 volanti più una pattuglia dei carabinieri, si tratta degli stessi protagonisti dell'episodio di sabato 9 maggio in via Lazzaretto Vecchio, nella zona della Movida. Stavolta la baruffa fra bande rivali, non è chiaro perché si fronteggino, spaccio o controllo del territorio in stile Maranza, si è spostata nella zona di piazza Garibaldi, in barriera, per poi diventare ancora più cruenta nelle vie limitrofe. Tra i protagonisti ci sono italiani, pakistani e marocchini, sia maggiorenni che minorenni. Una decina di questi, identificati e interrogati sul posto, erano coinvolti anche nell'episodio precedente. Gli agenti hanno sequestrato 3 spranghe, 2 mazze e un coltello che erano stati nascosti sotto le auto in sosta. Tra i vari oggetti rimasti a terra lungo la via, come vedete, anche delle tenaglie, come si nota in questo video registrato da Trieste All News. 2
2 le ambulanze chiamate per la medicazione dei feriti, anche se a quanto pare gran parte dei soggetti più violenti sono riusciti a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sono in corso le acquisizioni delle immagini dei circuiti di sorveglianza del circondario, mentre sui soggetti noti si attendono denunce o eventuali DASPO urbani. Una settantina di migranti sono stati individuati nel magazzino 19 del Porto Vecchio, alcuni dei quali avevano ricevuto un biglietto di invito della Questura di Trieste e di altre questure. Oltre 60 di questi entreranno nel programma di accoglienza gestito dalla Prefettura di Trieste e saranno assegnati in strutture della provincia. Lo rende noto la Questura, precisando che i migranti sono stati individuati nel corso di controlli cominciati questa mattina, decisi dopo numerose segnalazioni ed esposti. I controlli hanno riguardato sia il magazzino 19 che gli immobili attigui, finalizzati appunto a verificare la presenza di immigrati e la loro posizione sul territorio nazionale. L'operazione è condotta dal personale della Polizia di Stato e della Questura e del reparto mobile, dai carabinieri e l'unità cinofile della Polizia locale. Ancora con la cronaca, ben 4 truffe sono andate a segno nella giornata di ieri a Trieste, 3 con la tecnica del falso carabiniere e una attraverso un link per un pagamento online. In tutto sono stati sottratti alle vittime oltre 18.000 euro del servizio. Raffica di truffe in città, ben 4 nella giornata di ieri, per lo più con la tecnica del finto carabiniere. Tra gioielli, oro e denaro sono stati sottratti ai proprietari oltre 18.000 euro complessivamente. I falsi militari dell'arma hanno colpito nel primo pomeriggio in via Forlanini, presentandosi a casa di un'anziana e riuscendo a farsi consegnare da lei gioielli del valore di 7.000 euro e 400 euro in contanti. Sempre nelle stesse ore un'altra truffa è andata a segno in via Sette Fontane ai danni di un anziano che si è visto sottrarre con l'inganno da un finto carabiniere 5.000 euro in contanti. In questo caso la polizia ha già acquisito le immagini delle telecamere della vicina farmacia che potrebbero fornire elementi utili a individuare i truffatori. Altro caso in serata in via dell'Eremo. La vittima è stata contattata al telefono da un finto carabiniere, poi alla porta di casa si è presentata una donna alta circa 1,60 m, all'apparenza italiana e senza particolare accento, che indossava un vestito estivo a fiori e che è riuscita a farsi consegnare 15 grammi d'oro del valore di quasi 2.000 euro. Nel tardo pomeriggio in via Revoltella la volante della polizia è intervenuta infine su segnalazione di un uomo per una truffa online. La persona ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio sul cellulare con una falsa richiesta di pagamento su Amazon. La vittima ha quindi pagato 4.000 euro per poi chiamare la polizia dopo essersi resa conto di essere stata raggirata. Sui 4 episodi indagano polizia e carabinieri. Alle ore 13.45 di oggi i vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone e l'autobotte della sede centrale sull'autostrada 4 tra l'uscita di Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste per l'incendio di un'autovettura. Mentre percorreva il tratto autostradale, l'autista dell'autoveicolo ha notato del fumo che usciva dal vano motore, ha accostato l'automezzo a bordo strada e assieme al passeggero è sceso dal veicolo portandosi in una zona sicura e allertando i soccorsi. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il mezzo avvolto dalle fiamme che si stavano propagando alla vegetazione presente sulla parete rocciosa a bordo strada. I soccorritori hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento, evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante. Spento il fuoco, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area dell'incendio. Quest'oggi la nostra troupe è riuscita a intercettare il presidente della Pallacanestro Trieste nel pomeriggio, attorno alle 15, al suo ingresso nel Palazzo della Regione, dove ha incontrato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. Vediamo. Via Mercato Vecchio, ingresso laterale del Palazzo della Regione del Piazza dell'Unità d'Italia, in arrivo il presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matiasic, che incontrerà il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, qui negli uffici di Piazza Unità per discutere della situazione, del futuro del basket triestino, accompagnato dalla scorta, accompagnato dalle sue guardie del corpo, come nelle ultime occasioni. Eccolo qua Paul Matiasic, che lo vediamo un po'. Ciao Presidente, come stai? Ciao, siamo in salvo? Nessuna risposta, ovviamente non vuol parlare, entra accompagnato dall'assessore comunale Tonnel,
che è nella stretta cerchia delle persone che stanno attorno al presidente Fedriga. Un laconico buongiorno, quello di Paul Matjasic, trincerato dietro la sua guardia del corpo e la scorta della Digos, l'occhiale nero d'ordinanza e poi via a passo spedito nel corridoio del palazzo della giunta regionale, dove al primo piano lo attendeva il governatore Massimiliano Fedriga con il suo staff, per la prima volta da molto tempo diviso e non collegato in una call. Dai sorrisi all'uscita dalla stanza privata del presidente, tutto fa pensare che si sia vicini a una soluzione, anche se restano da capire i dettagli. Dopo la ridda di dichiarazioni del tipo Trieste è salva sulla stampa nazionale e le rassicurazioni del presidente federale Gianni Petrucci, si continua a tenere per buona l'ipotesi che la pallacanestro Trieste manterrà la massima categoria nazionale e che l'avvocato di San Francisco percorra la via per Roma con un altro titolo sportivo. Ma prima di metterci le mani sul fuoco serve che lo stesso numero 1 biancorosso chiarisca in modo definitivo. Ciao Presidente, come stai? Ciao, siamo in salvo? Nessuna risposta. Educare gli alunni all'illegalità è sbagliato, ecco ciò che penso della gita di classe tra i migranti clandestini a Trieste. Così il ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini ai nostri microfoni nel tardo pomeriggio di ieri a margine del sopralluogo alla stazione di Mestre. Un commento sul caso degli alunni di Marostica che sono andati in gita a Trieste a partecipare a questo progetto di aiuto per i migranti. Non l'ho seguito, ho solo sentito le motivazioni di uno degli educatori che riteneva che non si possa definire qualcuno clandestino. Insomma, c'è una legge, quindi è bello educare i bambini alla curiosità, al rispetto di ogni essere umano, però si entra e si rimane in Italia se si ha il diritto di farlo. Perché un conto è l'immigrazione positiva, regolare, e Mestre ne è un esempio, un conto è l'abuso, il caos, l'anarchia, l'illegalità, la clandestinità, che i nostri figli vengano educati all'illegalità non mi sembra una cosa intelligente da fare. Questo prescinde da questioni religiose, culturali, etniche. Ci sono delle leggi, chi non rispetta delle leggi non ha il diritto di rimanere in Italia, appunto. Adesso a leggere una notizia che è stata pubblicata da poco dal sito online del Piccolo sulla rampa della grande viabilità triestina Contromano, frontale tra due auto a Valmaura. Non ci sarebbero feriti gravi, sul posto i vigili urbani e l'ambulanza. Il traffico ha subito rallentamenti. C'è stato un frontale, come vedete dal titolo, sulla rampa della grande viabilità quella di Valmaura attorno alle 17:30 di questo pomeriggio. Stando alle testimonianze, ancora una volta un'auto con a bordo una famiglia di Belluno ha svoltato a sinistra non accorgendosi del doppio senso di marcia. Come detto però, fortunatamente non ci sono feriti gravi che poi comunque gli abitanti, le persone all'interno dell'abitacolo dell'auto sono state prese in cura dai sanitari del 118, ripetendo ancora una volta, non ci sono però fortunatamente feriti gravi. Tornando invece al tema precedente, quello della classe di Marostica in Piazza Libertà, non si placa in questo contesto la polemica politica locale rispetto a questo progetto di educazione civica all'interno della Piazza Libertà a Trieste. Questi i commenti dei rappresentanti di Partito del Friuli Venezia Giulia. Rimangono marcate le distanze politiche sull'iniziativa della scuola di Marostica che ha accompagnato alcuni studenti in Piazza Libertà a Trieste nell'ambito di un progetto di educazione civica per constatare dal vivo il tema dei diritti umani. Attività che ha sollevato un gran polverone politico rispetto alla necessità o meno di far presenziare gli alunni in quel contesto, noto anche per fatti di cronaca nera che hanno scosso l'opinione pubblica. Ritengo che un progetto scolastico non debba essere oggetto di censura da parte di nessuna parte della politica, anzi ritengo
lodevole quello che è stato portato avanti da parte di questa scuola, perché le nuove generazioni devono essere coscienti di quello che accade, si deve sensibilizzare rispetto a un tema che purtroppo è oggetto di scontro politico. Portare dei ragazzini così piccoli in quel luogo ha tutto il sapore di una provocazione pura nei confronti di tutte le istituzioni presenti sul territorio, rimarcando che comunque oggettivamente spetta all'autonomia degli singoli istituti decidere quale attività fare. Mi domando però se le famiglie di quei bambini siano state avvisate per esempio del fatto che quello non è semplicemente il luogo della solidarietà, ma è il luogo dove semplicemente qualche giorno prima, qualche ora prima era avvenuto un accoltellamento con dei contorni poco chiari. Non trovo ci sia nulla di riprovevole nel voler far conoscere ai bambini e ai ragazzi anche le situazioni di difficoltà con cui si fa quotidianamente i conti, le situazioni di sofferenza. Certe sparate come quella di preannunciare verifiche conlegali rispetto a ipotesi di reato chiaramente inesistenti fanno parte di quei clamori di cui non abbiamo assolutamente bisogno. Proprio in Piazza Libertà, di fronte ai professionisti dell'accoglienza, molto strabici, non hanno visto che dall'altra parte della piazza c'era un italiano a terra che stava gemendo nell'indifferenza generale. Però era un italiano, 64 anni, nato in via Baiamonti, figlio di esuli, orfano da bambino in orfanotrofio, una vita disgraziata, vedovo. È una anomalia vedere un italiano che sta male ed è fuori dal circuito dei professionisti dell'accoglienza, quando dall'altra parte abbiamo convegni, fotografi, scuole e quant'altro. Ecco, questa grossa differenza fra persone disgraziate di serie A e disgraziati di serie B, solo perché parlano dialetto triestino, che forse non viene capito nei circoli radical chic dell'italiano forbito. Rimaniamo in Piazza Libertà perché c'è stato un peppato botta e risposta tra il presidente dell'ICS Schiavone e il sindaco di Piazza sulla recinzione della Piazza Libertà. Il comune ha destinato 1.200.000 euro all'opera, inserendo la posta sulla variazione di bilancio, rendendo ora più concreta l'ipotesi già anticipata nelle scorse settimane proprio dal sindaco. L'immoralità si spiega da sé, si ostacola praticamente l'iniziativa umanitaria verso le persone, ma l'irrazionalità è la cosa più incredibile, perché bisogna risolvere il problema che genera le persone in strada e l'amministrazione comunale non fa nulla per risolvere questo problema, semplicemente nega i problemi e sposta le cose. Le persone si sposteranno di pochi metri e tutto rimarrà come prima. No, un attimo, in giardino pubblico o in piazza Ortis ho messo la recinzione e mi sembra che serve. Allora lo fanno apposta, volete capire, quel giorno che ci sarà un sindaco di sinistra, che non ci sarà mai, ma se dovesse esserci, Linea d'Ombra e Schiavone spariranno, hai capito? Fanno politica questi. Muro contro muro, o meglio, ognuno arroccato nel proprio recinto sulla decisione di costruire un'inferriata a perimetro di Piazza Libertà. Il presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, l'ICS, Gianfranco Schiavone, non usa mezzi termini, definendola come un'idea sciagurata, irrazionale e immorale, dopo aver nuovamente evidenziato che i migranti presenti stazionano in quell'area per le inefficienze del sistema pubblico d'accoglienza. I migranti che sono in piazza non stanno lì per bivaccare o per piacere, ma sono persone che stanno attendendo di poter presentare la domanda d'asilo e accedere al sistema d'accoglienza. Sono perfettamente regolari e sono purtroppo vittime di una disfunzione del sistema pubblico di accoglienza e delle difficoltà che vivono la questura e la prefettura nel registrare tempestivamente le domande. Quindi la proposta, anzi la decisione sciagurata, devo dire, dell'amministrazione comunale di recintare la piazza, trasformando in questo modo sostanzialmente poco più che una aiuola spartitraffico del giardino pubblico più piccolo d'Europa, è veramente completamente irrazionale ed immorale. Un sistema, quello di assistenza, che al netto di tutto non si fermerà neanche davanti all'ostacolo di una recinzione. Naturalmente valuteremo il da farsi, perché le persone che sono in strada hanno diritto di avere quell'assistenza che noi continueremo a dare. Una campagna politica, infine, tuona il sindaco di Piazza. Ogni sera portano 200 migranti là con le bandiere palestinesi, eccetera, per far vedere che non c'è la sicurezza, eccetera. Li conosciamo, sinistri sono. Il comune di Trieste si aggiudica all'asta l'ex macello di Prosecco, proseguendo il suo iter per il ripristino della struttura. Il sindaco ha difeso questa scelta nonostante le oltre 700 firme sottoscritte dai contrari al progetto.
Il Comune di Trieste si aggiudica la struttura dell'ex macello di Prosecco messa ad asta per l'importo di 222.000 euro, a fronte di una disponibilità apportata dalla Regione di 400.000 euro. Con la firma sull'atto ora il progetto di ripristino del mattatoio potrà prendere vita. Il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza ha sentito gli altri sindaci dei comuni limitrofi, in primis Igor Gabrovec, primo cittadino di Duino Risina, con i quali ha trovato un'intesa. Abbiamo avuto 400.000 euro dalla Regione, abbiamo chiuso 222, era 202 ma 20.000 per i puliscono tutta quell'area che tu hai visto che era piena di spazzatura, e dopo le osmizie del Carso hanno chiamato tutti i sindaci, sono tutti d'accordo, però come sempre abbiamo 700 firme contro. Abbiamo bisogno di queste cose, non so, il mio amico Franz uccide 40 maiali all'anno, dopo d'accordo, però insomma l'osmizia esiste, le osmizie esistono, i ristoranti esistono, per cui secondo me abbiamo fatto una cosa molto buona. Il tutto in un momento in cui la raccolta firme di chi viceversa si oppone all'apertura del macello ha raggiunto al momento quota 4.450 sottoscrizioni online sul sito change.org e le circa 750 firme cartacee di cittadini, comitati e associazioni che ritengono il progetto un danno per l'ambiente, per l'aumento del traffico e odori molesti, all'acqua con il rischio contaminazione, alla salute con il rischio di diffusione di malattie da animale all'uomo, nonché economico con una spesa giudicata uno spreco di risorse pubbliche. Sai, sono abituato ormai, però non pensavo a 750 firme, perché è una cosa che serve quella lì, perché non possiamo mica mandare i nostri agricoltori a uccidere i maiali in Veneto, no? Almeno spero che sia così. Ci fermiamo ora per qualche minuto di pubblicità, ritorneremo tra poco con altri servizi. Riprendiamo il telegiornale ricordandovi nuovamente l'appuntamento di questa sera alle 21:10 con Ring. Saranno ospiti di Ferdinando Barino il consigliere della Lega Antonio Calligaris, Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra, Manuela Celotti del Partito Democratico e Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia. Poi alle 22:20 assieme all'avvocato Maurizio Paniz l'intervista sul caso Una Bomber, la replica a Zernar. Il sondaggio di questa sera lo vedete in grafica: bimbi in gita dai migranti, progetto da replicare, questo è il quesito per dire di sì 0422 16 26 691, per dire di no 0422 16 26 690. È stato inaugurato il ricreatorio asilo oncologico ideato dall'associazione Io Tifo Sveva, un progetto nato dalla volontà di Paolo Piattelli e Marta Bassi, i genitori della piccola Sveva morta nel 2019 per un tumore al rene, che hanno voluto dare un sostegno concreto a chi si trova a combattere contro il cancro. Sentiamo. Poco tempo fa siamo venuti alla consegna delle chiavi di quello che era un magazzino un po' abbandonato, però era già tanto avere uno spazio in cui creare un sogno. Questo sogno si è realizzato. Sì, si è proprio realizzato nella maniera forse anche inaspettata. La piccola Sveva rimase ricoverata per 200 giorni al Burlo prima di spegnersi per un grave tumore al rene. Oggi i suoi genitori Paolo e Marta, trasformando il dolore in una splendida idea di solidarietà ed empatia, sono riusciti ad aprire la sede dell'asilo ricreatorio per bambini oncologici e affetti da altre patologie. Lo hanno fatto grazie a un bellissimo progetto corale con il Comune che ha concesso in comodato gratuito il magazzino di via Mascagni 1 all'associazione Io Tifo Sveva, l'imprenditore Lorenzo Cerbone che ha realizzato la ristrutturazione, i club Rotary che hanno donato gli arredi e i volontari che si sono messi a disposizione per gestire i locali. L'idea era di fare un bel posto per i bambini, sicuro che il bambino possa passare un po' di ore, le idee c'erano, ma ci voleva questa sinergia, no? Che si è creata tra il Comune, tra Lorenzo Cerbone, l'imprenditore Lorenzo Cerbone e le nostre idee per fare qualcosa che secondo noi trasuda amore, trasuda empatia. Ci sono spazi per la lettura, le lezioni di musica, la psicomotricità, il cinema e l'angolo del gaming per i più grandi. Per il Comune è solo l'inizio di un percorso di sostegno a bambini e famiglie. Sì, oggi è una giornata veramente emozionante. Io Tifo Sveva, 2 genitori che hanno sofferto tanto, sono 2 genitori che sono ricchi di amore, ricchi di generosità, sono un esempio per tutti i genitori, sono un esempio per l'intera comunità. Il Comune è onorato di far parte di questa squadra e di aver partecipato concedendo gratuitamente questi spazi e andando poi a crescere anche il progetto, perché nel frattempo abbiamo destinato 4 alloggi a Io Tifo Sveva.
Un giorno da speleologo, sono state battezzate così le escursioni in grotta a Basovizza, in programma sabato 23 maggio in occasione della settimana del Geoparco Transfrontaliero del Carso Cras 2026 dal Club Alpinistico Triestino. Sentiamo il servizio di Marco Stabile. 15 metri rispetto Un giorno da speleologo. Il club alpinistico triestino accompagna il pubblico alla caverna 3 ad est di Basovizza per la settimana del Geoparco Transfrontaliero Cras Carso 2026. Appuntamento sabato 23 maggio. Le visite saranno organizzate in 2 turni, al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 17, con accessi limitati a 40 persone per turno. Ai partecipanti verrà fornito un caschetto completo di illuminazione, mentre si consiglia di portare una luce di ricambio e di indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente ipogeo. Rispondendo un po' a quello che è il nostro grande obiettivo, è quello di far conoscere il mondo ipogeo, il mondo delle grotte, farlo conoscere da un punto di vista scientifico, da un punto di vista naturalistico e anche storico, perché questa grotta, pur essendo una grotta diciamo piccola e di facile accesso, è veramente una grotta molto ben fornita di elementi naturalistici e anche di elementi storici. È una grotta che è stata pulita dal forestale alcuni anni fa e che noi usiamo molto spesso per la didattica che svolgiamo come Club Alpinistico Triestino. Accanto alle esperienze in grotta sarà allestita la mostra Un anno da Pipistrello, con un percorso composto da 12 pannelli espositivi. Particolare interesse rivestirà anche la postazione microscopia, curata dal dottor Sergio Dolce, che permetterà di osservare reperti e dettagli invisibili a occhio nudo. La postazione sarà dotata di un microscopio digitale collegato a un proiettore. Per arrivare basta superare il laghetto di Basovizza. La prima strada sterrata a destra conduce al punto d'incontro, visita libera. La visita è libera e anche gratuita. Voglio precisare che subito dopo il laghetto, quello che si trova in paese, ecco, non quello della strada imperiale, praticamente quasi di fronte o subito dopo, di fronte al laghetto, c'è questa carareccia che porta ad uno slargo, ad uno spiazzo molto ampio dove si può tranquillamente parcheggiare. Il mondo pop dei fumetti, dei giochi di ruolo e dei videogame torna tra il 30 e il 31 maggio a Trieste con Borgo Cosplay. La terza edizione è stata presentata oggi. Torna Borgo Cosplay e Borgo San Sergio si colora di pop. Sabato 30 e domenica 31 maggio il mondo dei cosplayer, dei fumetti, dei giochi di ruolo e dei videogame torna a conquistare Trieste. La biblioteca comunale Stelio Mattioni di via Petracco a Borgo San Sergio apre le sue porte per la terza edizione dell'evento, una manifestazione a ingresso gratuito organizzata dal comune di Trieste e curata dalla Cappella Underground, che trasformerà il rione in un universo creativo pop. Siamo partiti quasi per scherzo e invece l'idea di valorizzare il patrimonio della Biblioteca Mattioni e della Fumettoteca agganciando una manifestazione dedicata trasversalmente un po' a tutte le generazioni è stata un'idea apprezzata e quindi a maggior ragione la facciamo crescere. Un evento di svago, di incontro e che si inserisse in un più ampio piano programma di promozione della lettura, della cultura e anche delle biblioteche come presidio importante in città. È un evento aperto a tutte le generazioni, chiaramente l'attenzione particolare verso giovani e giovanissimi. Diciamo il fulcro di Borgo Cosplay è sostanzialmente questa grande esibizione, questa grande sfilata di cosplayer. Gli scorsi anni era unica di domenica con tema aperto, quest'anno sarà tematica, la seconda verrà presentata sabato, il giorno prima, tematica sul cyberpunk, ovvero tutti quanti quegli aspetti del futuro come si pensava fosse negli anni '80. Ed è tutto per il nostro telegiornale, grazie per averci seguiti e una buona serata.